Una giornata storica quella di ieri sabato 10 ottobre per Cavaso del Tomba, che ha ottenuto la bandiera delle città dell'olio, valorizzando il lavoro del settore. Un mondo che ha radici profonde nel territorio della Pedemontana e che ieri è stato celebrato assieme a tante autorità nel contesto del frantoio di Tapa Olearia. Intanto potrebbe sembrare un punto d'arrivo e invece è un punto di partenza. È un punto di partenza nell'opera dell'amministrazione comunale che vuole effettuare un recupero, diciamo, del territorio, un recupero profondo, ecco, dell'appetibilità del nostro territorio per il turismo e far sì che le generazioni future nostre, i nostri figli e i figli dei nostri figli possano trovare reddito e vita in questa meravigliosa terra. Intanto sono felicissimo e molto onorato di essere qui a Cavaso del Tomba, tra l'altro e aver consegnato oggi la bandiera al 12° socio, al sindaco di Cavaso del Tomba della nostra associazione. È sicuramente un'occasione molto positiva e sono certo che anche da questa comunità e da tutte le comunità del Veneto che fanno parte della nostra associazione arriverà un contributo di grande qualità e di sostegno a quelle che sono le nostre iniziative. In effetti sì, diciamo che il territorio nostro italiano si caratterizza per una biodiversità che è straordinaria, un unicum a livello mondiale. Oltre 540 cultivar sono un patrimonio di inestimabile valore e noi dobbiamo puntare su questo, sul legame del prodotto al territorio che è unico. Sono le specificità dei nostri territori a fare dell'olio extravergine di oliva italiano, dell'olio Evo, un olio di altissima qualità. Oggi assistiamo purtroppo a una situazione molto drammatica perché in effetti c'è una difficoltà che deriva soprattutto dalla comunicazione che viene gestita dalle multinazionali rispetto alla quale si orienta il consumatore al prezzo. Quindi l'olio viene percepito dal consumatore come una commodity, come un prodotto standard con delle caratteristiche uniformi. Questo non è l'olio extravergine di oliva italiano. L'olio extravergine di oliva italiano è l'olio che recupera una storia, un'identità, una cultura millenaria, questo straordinario patrimonio di biodiversità che è rappresentato dalle nostre culture. Allora noi dobbiamo mettere in campo ogni sforzo per avviare una rivoluzione culturale, perché dobbiamo puntare sulla qualità che c'è nei nostri territori e che caratterizza l'olio Evo italiano. Oggi è sicuramente una giornata storica, ma è una giornata di festa, perché accogliamo nel gruppo delle città del Veneto, delle città dell'olio del Veneto, appunto Cavaso del Tomba. Siamo ben felici di allargare il nostro gruppo, è un buon auspicio anche per tutto il territorio delle terre di Asolo e Montegrappa e siamo sicuri che insieme possiamo stringere delle belle sinergie e collaborazioni che saranno sicuramente a vantaggio del patrimonio olivicolo, ma anche del nostro splendido territorio. Sì, questa è la prima uscita dopo la proclamazione degli eletti che è avvenuta un paio di giorni fa e per me è un onore essere qui a Cavaso del Tomba in una giornata direi storica perché oggi è stata consegnata la bandiera della città dell'Ulivo e quindi entra in un circuito di promozione degli olivi e dell'olio che è a livello nazionale molto, molto importante. Il compito della Regione è quello di promuovere queste iniziative, favorire i prodotti tipici e qua siamo proprio nell'essenza di questo obiettivo dove si unisce produzioni tipiche, turismo e bellezza del paesaggio. Innanzitutto complimenti a questa manifestazione, all'amministrazione di Cavaso che cerca di fare rete, cerca di promuovere la coltivazione dell'olivo, dell'olio, che chiaramente come cultura alternativa per questi territori, storica, perché in questi territori l'olio c'è sempre stato, e proiettata nel futuro. L'Italia è un paese che non riesce a produrre quanto consuma per l'olio, produciamo circa il 60% e il 40% lo importiamo. Importiamo purtroppo un olio di scarsa qualità in quanto il nostro è buono, è un olio che tutti riconoscono a livello mondiale, però purtroppo i giochi delle multinazionali fanno sì che arrivi nel nostro paese un olio di scarsa qualità. Bisogna incentivare le nostre coltivazioni affinché si riesca almeno a produrre la quantità che serve al nostro paese, bisogna diventare autosufficienti. Quindi stiamo cercando in Commissione Agricoltura, dove tutti quanti lavoriamo nella stessa direzione,
Uno di promuovere quanto più possibile la coltivazione dell'olivo, e qui quest'oggi ne abbiamo un ottimo esempio, e soprattutto combattere le nuove malattie. Abbiamo la xylella in Puglia che purtroppo sta venendo avanti, che è un po' una tragedia per quei territori, quindi alla fine diventa veramente un gioco di squadra, tutti quanti lavoriamo nella stessa direzione, possibilmente anche oltre le divisioni politiche che purtroppo ci sono, ma cerchiamo di superarle nell'interesse dei cittadini, nell'interesse degli agricoltori, soprattutto in un momento difficile come questo, dove purtroppo il Covid lo abbiamo subito e speriamo non dobbiamo ancora conviverci. Quindi assolutamente un gioco di squadra per gli agricoltori, per i cittadini e soprattutto per la qualità del nostro olio e dei nostri ulivi. È un'idea che abbiamo lanciato oggi per valorizzare il nostro territorio, è quello dell'istituzione della strada dell'olio della Pedemontana del Grappa, che possa essere uno strumento di valorizzazione del nostro territorio affinché l'area della Pedemontana del Grappa e tutti i nostri olivicoltori possano fruire di una visibilità maggiore. L'abbiamo lanciata in questa occasione perché grazie alla presenza di tante persone delle istituzioni a livello nazionale e regionale potessero fare da tramite per promuovere questa nostra idea. Io vengo dalla terra, quindi dal Monte Grappa dove sono cresciuto, ho sempre avuto la passione per l'agricoltura, anche se ho fatto un altro mestiere, sono un ex colonnello dell'esercito, però la passione per l'olivo e la possibilità di essere come sindaco coinvolto nell'associazione nazionale, visti gli ideali dell'associazione che erano molto vicini ai miei, la valorizzazione dei paesaggi olivicoli, la valorizzazione dell'olio come elemento essenziale per la dieta mediterranea, gli impegni per farlo conoscere, per farlo crescere. Praticamente l'associazione si interessa già da piccoli a scuola con un progetto Bean Boil dove animano delle scene e sono dei concorsi nazionali, poi per le medie e adesso anche per gli istituti agrari e alberghieri, in modo da far conoscere questo prodotto a chi avrà modo di impiegarlo. Poi l'altra passione che è venuta fuori era proprio l'idea di poter coinvolgere altri paesi per dare dignità all'olio, perché le multinazionali appiattiscono, usano metodi di falsificazione che rendono gli oli piatti e fanno sembrare l'amaro e il piccante, queste caratteristiche, il pizzichio dell'olio buono, lo fanno sembrare un difetto perché loro appiattiscono con la chimica e quindi proprio il desiderio di valorizzare il lavoro dei nostri produttori mi ha fatto sì che sto lavorando per far crescere il Veneto. Ho iniziato che eravamo 5 paesi, adesso siamo già 11, ma ce ne sono molti che stanno per entrare e me ne sono reso conto che essere membri dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, anche per gli intervistatori, per chi può fare promozione, aiuta e quindi proprio il mio obiettivo è far crescere l'associazione per dare dignità e soddisfazione ai produttori.